Sapere e Sapori di Sociale presenta il video Di generazione in generazione, un progetto promosso da Avis Regionale Veneto e Provinciale di Padova in collaborazione con Noi Associazione Comitato Territoriale di Padova, Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus. L'avventura di Gen Gen comincia il 13 settembre 2007, quando il progetto viene pubblicamente annunciato alla stampa. 360 parrocchie della diocesi di Padova coinvolte, in particolare con i ragazzi dai 6 ai 16 anni, 12 residenze per anziani dell'Opera Immacolata Concezione pronte ad aprire le proprie porte, l'associazione Avis regionale e provinciale a lanciare e coordinare il progetto di generazione in generazione. L'idea è quella di stimolare da una parte gli anziani delle residenze OIC, dall'altra di sensibilizzare i giovani alla solidarietà e al dono di se stessi, uno dei valori portanti dell'attività e dell'opera dell'Avis da 80 anni a questa parte. L'Avis è un'associazione che tiene assieme dai ragazzi da 18 anni fino alle persone di 65 anni e quindi c'è già uno scambio culturale tra queste persone. Vogliamo che già da subito, fin da bambini, si impari che la solidarietà non è dei grandi, non è dei piccoli, è di tutti, e quindi questa disponibilità verso gli altri la si impara anche ascoltando le storie degli altri. Nei nostri oratori abbiamo accolto l'invito di Avis Veneto e mettendoci d'accordo con le iniziative che avvengono nell'Opera Immacolata Concezione, che è sparsa nel nostro territorio veneto, di iniziare un lavoro di collaborazione, di sinergia e soprattutto di valorizzazione delle potenzialità che ci sono in questi ambienti e per noi percorsi educativi molto concreti. I giovani che si recheranno presso le residenze OIC e incontreranno gli anziani potranno poi raccontare la propria esperienza in un racconto, reportage o poesia piuttosto che in un disegno. Le migliori testimonianze verranno poi pubblicate in un'edizione dedicata. Per informazioni sia sulle visite all'OIC sia sulla raccolta degli elaborati è possibile consultare i siti delle associazioni coinvolte: www.noipadova.it, www.avisveneto.it e www.saporidisociale.it. Termine di raccolta del materiale il 30/11/2007. La notizia si diffonde anche via etere, grazie allo spot trasmesso da D-Radio, che oggi è divenuta Blu Radio Veneto, ed altre emittenti radiofoniche. Ciao, sono Gen Gen. Vi piace scrivere o disegnare? Se avete un'età compresa fra i 6 e i 16 anni, partecipate a Di generazione in generazione. I migliori racconti, poesie e disegni saranno pubblicati in un libro. Ne parla anche la carta stampata, in particolar modo il Gazzettino e La Difesa del Popolo. Ma il tam-tam si propaga pure nella rete, specialmente grazie a avisveneto.it, saporidisociale.it, dweb.it, noipadova.it, venetosociale.it, donboscoland.it e le newsletter del CSV, dell'Osservatorio Permanente sulla Condizione Giovanile della Regione Veneto e ancora di Sapori di Sociale. L'eco del progetto risuona dalle sedi dei volontari Avis verso le parrocchie, i patronati dei circoli Noi e rimbalza dalle aule di catechismo ai banchi di scuola, coinvolgendo soprattutto i ragazzi delle scuole elementari e medie. Da ottobre a dicembre gli ospiti dei centri della Fondazione Opera Immacolata Concezione ricevono i giovani visitatori nelle rispettive residenze. Nazareth a Padova, Giubileo e Santa Chiara a Padova, Villa Bressanin a Borgoricco Padova, Giovanna Maria Bonomo ad Asiago Vicenza, Guido Negri a Tiene Vicenza, Simonetti a Oderzo Treviso, Monsignor Lorenzo Crico a Vedelago Treviso. In totale sono stati quasi 300 i ragazzini che hanno preso parte all'avventura di Gen Gen, andando a conoscere alcuni ospiti nei centri della Fondazione OIC Onlus, veri testimoni di storia, cultura, tradizioni e valori.
C'è anche chi ha voluto riportare storie, filastrocche e canzoncine di una volta sul palco. È la scuola primaria Giuseppe Verdi di Fossamerlo di San Vendemiano in provincia di Treviso, con lo spettacolo intitolato Una volta, liberamente ispirato all'iniziativa Di generazione in generazione. Ve ne proponiamo solo un breve filmato tratto dal loro DVD. A fine dicembre, in seguito alle visite effettuate in gruppo o singolarmente presso le varie residenze della Fondazione OIC, sono pervenuti alla segreteria di Noi Associazione ben 109 elaborati grafici, derivati dall'esperienza che i partecipanti hanno maturato negli incontri. Nello specifico 47 disegni, 42 racconti e 20 poesie. Grazie all'Associazione Avis Veneto e Provinciale di Padova, alcuni di essi saranno presto pubblicati in un'edizione dedicata. Congratulazioni dunque a chi ha raccontato frammenti di storia, mirabolanti imprese immaginarie, aneddoti curiosi, perle di saggezza popolare e a tutti coloro che hanno saputo fare tesoro di tutto ciò, con l'augurio che il nostro amico Gen Gen
abbia aperto una nuova porta di amicizia e solidarietà tra generazioni. Un sincero grazie a tutti voi.